Fabio Versatile, benvenuto nel gruppo Non riesco a far partire, perché stanno tutti si stanno riabbonando. Amici bellini, in silenzio perché è notte e buongiorno a tutti voi. Questa storia del film, volevo un attimo commentare perché dirò una cosa che secondo me voi non ci crederete, però dobbiamo commentarla. Comincia! Non so se riesco a farlo il video perché non lo posso fermare tutto ciò, sono tutti rinnovi che evidentemente di notte, vabbè, siete straordinari. Do il benvenuto anche a Fino Palumbo e tutti i bentornati a Klaus, eccetera eccetera. Non vi fate distrarre perché dobbiamo parlare di questa cosa, ma prima vi invito, guardate cosa dovete fare, è facile, ecco, forse se mi sposto all'altra cosa non ci sono tutte le cose. Vedete una live oggi, quindi voi andate sulla live alla fine di questo video dal vivo tra 11 ore. C'è già un like preventivo, lascio il secondo. Questo è da Valerio Fluido, non è da Azzurro Fluido che arriva il secondo like numero 2, ma voi vi dovete iscrivere al canale perché dobbiamo arrivare a 22.000. È un obiettivo importantissimo, il numero del capitano, e quindi prima che se ne vada il capitano all'Inter e al Manchester United, perché poi può andare anche a tutte e due, fa una partita sì e una partita no, vi iscrivete al canale e lasciate i like qua e là. Ci tenevo prima di meglio mettersi il campo, perché tra un po' si va a parlare di campo, domani ci deve essere il prepartita serio registrato. Noi stasera facciamo tutte le nostre considerazioni insieme. Invito anche tutti voi che se volete intervenire video con domande e considerazioni. Oggi è una live speciale perché mi sono reso conto che non avrò tempo probabilmente di andare live da studio. Magari possiamo andare live post partita da telefonino, ma sarò in viaggio. L'essere in viaggio alle volte porta bene, vediamo. Però ci sono 2 o 3 cose che volevo dire. Prima di tutto solidarietà per McKennie, è schifo totale, mica solamente quando capita a noi, anche quando capita agli altri. Chiunque sia il colpevole si denuncia e si deve prendere provvedimenti. Come vedete la situazione migliora, è proprio lo scatafascio, quindi solidarietà a McKennie non esiste proprio, e ci tenevo a dirlo perché che fai quando succede? No, quando succede agli altri ci teniamo a dirlo uguale. Dopodiché uscirà oggi, ribatterà perché è uscita sui giornali, credo, Osimhen, Paris Saint-Germain, eccetera. Tutte queste sono non notizie, si sa che sono poche le squadre che si possono permettere Osimhen. Una di queste è il Paris Saint-Germain. Secondo me lui, se non arrivano le squadre di Premier, avete visto che è successo Chelsea, Manchester United, se non arrivano le squadre di Premier, se non ci credono in lui, secondo me Osimhen deve ripiegare sul Paris Saint-Germain, che è un po' poi anche quello che è successo con Cavani, insomma con Lavezzi, vi ricordate. E quindi, ma questa è una non notizia. La notizia l'ha data Alvino ieri, parlando del film, però io mi ricordo che già se n'era parlato, perché se n'era parlato il 7 dicembre, De Laurentiis disse: speriamo che per febbraio sia pronto il film scudetto. E disse così, rilasciato nella Sala Baroni, stiamo lavorando da 7 mesi. Questo era il 7 dicembre che diceva così, da 7 mesi per regalare alla città di Napoli, insomma nel periodo probabilmente post mondiale, che già c'era l'idea probabilmente che si sarebbe vinto e si erano cominciate queste riprese. 7 mesi per regalare alla città di Napoli 4 ore di film sullo scorso campionato. Ci stanno lavorando i più bravi tra l'Inghilterra, l'Italia, la Francia e gli Stati Uniti, quindi speriamo di essere pronti verso il mese di febbraio, perché sono delle lavorazioni molto complesse, non sono delle cose facili. Lo capiamo che non sono delle cose facili. L'idea del film, visto che in questi giorni è uscito la serie TV, cioè non è una serie TV, è un documentario diviso in episodi. Penso che quello del Manchester City che sta su Netflix sono 6 episodi, io ne ho visti 4, devo vedermi gli ultimi 2, però forse aveva un po' più, se piuttosto che il film, piuttosto che non significa piuttosto che quello, e fai l'elenco di Salvini, piuttosto che il film, la serie TV, secondo me, gli episodi sarebbe stato meglio. Ma successivamente, questo era il 7 dicembre, il 7 febbraio, De Laurentiis disse nella famosa conferenza
stampa a fiume. Il film sullo scudetto lo stiamo finendo di montare, ad aprile vorrei farlo uscire, dobbiamo decidere se, oltre a distribuirlo nelle sale cinematografiche, farne una proiezione con 14 schermi allo stadio a pagamento, perché sto film è costato un'ira di Dio. Mai avrei pensato che fosse costato così tanto. Ancora c'è una troupe in piedi che io ogni settimana pago, che volgarità parlare di soldi, ha spiegato il padrone azzurro. Quindi questo era a febbraio, quindi di 2 mesi in 2 mesi, no? A dicembre disse speriamo poi a febbraio disse speriamo per aprile. Adesso ci fa sapere Carlo Alvino, e di solito è una fonte molto vicina alla società Calzonavo, ieri ha fatto sapere il 4 maggio, quindi ci hanno dato invece di verso febbraio, ci ha dato una notizia che dovrebbe essere certa. 4 maggio uscirà al cinema il film dello scudetto dell'anno scorso. Finalmente ci godremo questo spettacolo che per la prima andrà nelle sale cinematografiche. Questa è la cosa che mi interessa. Titolo del film: Sarò con te, Dan Donker. Vabbè, poi su Dan Donker non ci interessa. Insomma, il film esce al cinema. Ora, al di là delle considerazioni che sono giustissime e condivido, ne stavamo parlando con gli amici abbonati, ne abbiamo parlato con cui fare uscire il film mentre sta vincendo in pompa magna l'Inter, insomma, potrebbe essere anche amaro per i tifosi del Napoli. Tu mi fai rivedere, già le abbiamo riviste queste scene, ci sono milioni di film, di documentari, di pezzettini di momenti, gli stessi miei video che ogni tanto uno si rivede per quando uno è nostalgico. Va bene. Ma al di là del fatto che forse è inopportuno farlo a fine stagione così, dopo una stagione, che se tu fossi arrivato terzo, ti rivedi quelle scene, provi a reimmaginarle per l'anno prossimo, però se arrivi veramente male con tutto questo distacco potrebbe essere inopportuno. Ma io invece lo voglio vedere questo film, sapete perché? Perché proprio guardando quello del Manchester City e tutti gli episodi così, capisci delle cose, ci sono delle dinamiche, delle cose. Sarebbe bello vedere cosa diceva Spalletti nello spogliatoio, sarebbe bello capire all'interno di chi, sì, perché c'è il capitano, ma chi sono i leader, chi parla, come parlano, chi pompava il gruppo, chi manteneva la calma nei momenti di difficoltà, chi si è eretto al leader. Io lo voglio sapere, perché per esempio guardando quello del Manchester City io mi sono reso conto che Rodrigo, il capitano era Gundogan, ma Rodrigo era veramente capitano all'interno di quel gruppo, perché a un certo punto Guardiola, che è un maestro, perché quello là è il genio, no? Il sapere sempre reinventarsi, il modulo di Guardiola, quando mai? Lo cambia sempre, poi lo cambia ogni anno, e poi arrivano giocatori forti e adatta il suo modulo ai giocatori. Questo poi è il discorso che dobbiamo fare con l'Italia. Guardiola si adatta, dice forse mi serve il centravanti, e col centravanti vince tutto. Aveva vinto anche prima, quindi la bravura, ma la bravura sta anche nel saper dire delle cose diverse ad ogni piè sospinto. Quanti anni è saper mantenere un gruppo sempre motivato, sempre sulle spine, saperli anche gratificare, farli divertire, non stressarli troppo. Ci sono delle sconfitte cocenti, quando l'Arsenal si stava allontanando, che Guardiola dice, non dice, non si sfoga, non dice cose, non li prende a brutte parole, dice rifletteteci, dovete volerlo di più. 2 giorni liberi e se ne va. Altre volte invece avete giocato bene, il calcio è così, dobbiamo fare, non vi preoccupate, faremo meglio la prossima. Altre volte invece non state giocando, meritiamo di perdere. C'è gente che si è fatta la trasferta, non esiste proprio il saper bilanciare, il saperli tenere sul pezzo. Mi piacerebbe vederlo questo film nella forma di serie TV, nella forma di film. 4 ore al cinema penso che è tosta per chiunque, ma la mia domanda è venuta spontanea, e io ho chiesto a Carlo Alvino su Twix e non ho avuto risposta, e ho chiesto anche a Valentina in privato, che mi ha sempre risposto finora, ma questa volta non mi ha detto nemmeno non ne so niente, perché poteva tranquillamente dirmi non è competenza mia il film, io mi occupo delle magliette, non mi occupo del marketing di questo tipo. Non mi hanno risposto nulla e ho chiesto semplicemente, per i tifosi all'estero che si fa?
perché se il film esce nelle sale cinematografiche, credo di immaginare che esca nelle sale cinematografiche italiane, non verrà distribuito nel mondo, perché chi so va e quale cinema si viene a prendere questa cosa? Andava fatta su un sito di streaming qualunque. La mia speranza, io volevo darvi una notizia, ecco perché non è uscito il video ieri, volevo dare una notizia a tutti gli amici all'estero che magari sono nostalgici e che vogliono vedere delle cose. Dire, ragazzi, uscirà poi in seguito, magari dopo che si è esaurita la prima tornata di sale cinematografiche, in streaming sul sito del Napoli, potrebbe essere, oppure sullo YouTube ufficiale del Napoli, lo metti lì più in là. La mia è una speranza, ma non mi hanno risposto. ci voleva un minuto per dire questa cosa, non mi hanno risposto, quindi o non lo sanno né Carlo Alvino né Valentina De Laurentiis, oppure non ci hanno pensato. E se lo slogan è da Napoli al mondo, ci dovete pensare, tifosi all'estero, è peccato assai. Poi c'è tutta una serie di persone che, l'ho notato, insomma, rifiutano l'idea, cioè non voglio saperne niente, non voglio arricchire ancora di più il padrone, non gli voglio dare un centesimo, non vado al cinema per lui. Padronissimi. Io però la voglia di andare all'interno di certe cose, capire dove si può recuperare quella scintilla, se è possibile farlo con questo gruppo, si deve rifondare tutto, se c'è qualcuno che in futuro possiamo capire può avere quell'approccio spallettiano che ha funzionato, la figura, se nel film io poi mi devo fidare, capito? Non ci saranno censure, non si farà vedere che anche quando andate a vedere All or Nothing della Juventus, la figura di Cristiano Ronaldo è molto ridimensionata e si vedeva che non se ne fregava niente. De Laurentiis sarà in grado di fare questo film senza poi offuscare la figura di Giuntoli, senza offuscare la figura di Spalletti. Ecco perché lasciarsi male non giova, perché adesso io non lo so quanto sarà autentico. Che io so una cosa, la so di per certo, che se De Laurentiis entra anche nelle cose tattiche, figuriamoci se si tratta di un film. De Laurentiis, ecco perché ci vuole tanto tempo, perché è andato lui stesso a montarlo, a scegliere la fotografia, a scegliere le scene, i dialoghi, chissà chi è il regista, chissà, insomma. Spero che non si tenga fuori niente e che sarà un bel ricordo da tenere, da rivedere, perché può far piacere al di là della tempistica che potrebbe non essere ideale. Questi sono i miei 4 centesimi a riguardo della vicenda. Volevo leggere un paio di commenti dal gruppo, dal video di ieri, era il video su Italiano. Dovrebbe arrivare un allenatore di livello internazionale e fare piazza pulita di tutti i giocatori che hanno camminato in campo. La società ce la dobbiamo tenere. Gio, sono d'accordo, sono d'accordissimo. Daniele vuole Klopp, anche io, ma la vedo difficile. Bravo Valerio, realista. Gli altri che commettono il Napoli inventano cose per avere più click. È vero, non posso darti torto. Pierpaolo Marino sarebbe un DS di altro profilo? Secondo me sì. Ecco, sarebbe interessante affiancare l'esperienza di Pierpaolo Marino al nuovo che avanza, però non credo che si siano lasciati benissimo, quindi lo escluderei anche qui, il lasciarsi non benissimo. Io dico che i risultati ottenuti fino adesso, nemmeno una qualificazione in Europa League, non lo so se l'allenatore è giusto. Se ti riferisci a Italiano, sì, però va approfondita la situazione italiana, perché bisogna capire che squadra a disposizione. Nelle coppe ha fatto abbastanza bene, se ci ragioniamo, perché arriva alla finale di Conference, arriva sempre in zona finale, semifinale di Coppa Italia, e non è poco per una squadra come noi, che le coppe dobbiamo uscire dalle coppe, quindi sarebbe affascinante. Poi è un allenatore che deve crescere, perché il contraltare però ha perso 3-0 con Mazzarri, sì, ma a quel punto vale anche Mazzarri ha vinto 3-0 con Italiano, quindi Mazzarri è buono? No, lo sappiamo che le partite fanno storia a sé. Con Italiano tutta la Fiorentina si veste d'azzurro. Vale, ti stimo e ti voglio bene, ti seguo sempre, ma a me non piace, ma vista la situazione, e lo sappiamo, amico mio, ce la dobbiamo un po' far piacere. Signori miei, signore mie, ci vediamo live tra poco, ci tengo moltissimo per salutarci e per farvi parlare un po' di tutte le cose, un po' delle prospettive, Conte, il mercato, ci affacciamo verso la partita con il Monza, visto che il che fare sarà pressante. Non voglio perdermi l'occasione di parlare un po' con voi e di farvi venire, non siate timidi, venite vis-à-vis,
venite, fatevi vedere dal vivo, perché la community è così, è anche bella da vedere. Da New York, Valerio Fluto è tutto, vi abbraccio, vi bacio, se esce qualche altra notizia ne parliamo live, dai.